invece abbiamo scritto il gioco. Noi no, capito? Noi non giochiamo a scherzare, perché lo sappiamo che sei un cobra, lo sappiamo che intorno a te ci sono tanti cobra, perché lo sappiamo che affiddiamo le mani a persone che hanno a che fare con la peggiore specie per quanto riguarda i furbetti del quartierino, la finanza italiana, il sistema dell'imprenditoria, il sistema della politica, il sistema dell'informazione. Questa riduce il nostro paese a una larva di democrazia e noi ci vogliamo opporre a tutto questo. E allora io non rubo altro tempo, mi avvia già alla conclusione. Il messaggio che vi volevo mandare è questo. Il 6-7 giugno non si vota solo per le amministrative, non si vota solo per l'europea, si vota anche per costruire un fronte di resistenza prima che sia troppo tardi.